Allora, le iniziative di questo tipo sono importanti per il territorio perché servono a noi, ma anche ai nostri vicini di casa, diciamo, servono per fare rete, servono per capire bene come funzionano le nuove tecnologie e quindi riuscire a fare impresa e proporre un modo nuovo, insomma, di fare turismo. Noi, da quando, come amministrazione comunale, noi già dal 2018 abbiamo posto delle linee guida chiare nel nostro programma. Quello che cerchiamo è un turismo che sia sostenibile e responsabile. Non ci interessa la quantità, ma ci interessa la qualità. Quindi non puntare sui numeri, ma puntare sulla qualità, sia per poterci raccontare bene, che per poter anche accogliere bene le persone che arrivano nel nostro territorio. La formazione, così come è diventata, diciamo, continua in tanti altri settori, deve essere continua sicuramente anche nel turismo, perché con la formazione si va avanti e si progredisce, altrimenti si sta fermi. Quindi importantissime iniziative come queste, se ne devono fare altre e si deve appunto tra operatori capire che bisogna lavorare insieme e ragionare insieme sul futuro del territorio.